Trappole sulle app di incontri. L'obiettivo era rapinare le vittime. Dopo alcuni colpi, i carabinieri mettono nel mirino il gruppo criminale che agiva sempre secondo lo stesso schema. Attirava le vittime, uomini tra i 40 e i 64 anni, fissando appuntamenti al buio su una piattaforma online di incontri. Una volta sul posto, però, le vittime venivano aggredite violentemente da più giovani travisati e rapinate. A metà settembre 2025 un 43enne viene picchiato e gli vengono portati via portafogli e cellulare. Ai primi di novembre la vittima è un 40enne costretto a salire sui sedili posteriori della propria auto, immobilizzato e portato dai malviventi in uno sportello bancomat dove viene costretto a eseguire un prelievo. Pochi giorni dopo tocca a un 64enne veronese minacciato di morte e picchiato fino a perdere i sensi per essersi rifiutato di consegnare il denaro. In quel caso furono portati via alla vittima soldi, tessere bancomat e documenti d'identità. La svolta nelle indagini condotte dagli investigatori dei carabinieri di Schio arriva con l'analisi incrociata delle immagini di videosorveglianza cittadina e degli istituti di credito. Poi, sulla scorta delle prime risultanze investigative, scattano le perquisizioni domiciliari. Nel mirino degli investigatori i 2 giovani scledensi a cui vengono sequestrati i vestiti utilizzati durante i colpi e i telefoni con le chat e i messaggi in cui pianificavano i dettagli delle aggressioni in tempo reale, segnalando l'arrivo imminente delle vittime. Accertate le responsabilità in 3 distinti episodi di un 19enne e di un 21enne, entrambi italiani che vivono a Schio. Nei loro confronti i carabinieri hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, mentre un terzo risulta indagato in stato di libertà per un solo episodio.